Beh, sicuramente la sua presenza è una attenzione rispetto a un comparto che è sempre stato strategico per l'intera filiera agroalimentare italiana, il nostro grande ambasciatore nel mondo in termini di immagini, in termini qualitativi, che soffre un momento particolare non solo legato ai dazi, ma legato a una quantità di disponibilità di prodotto sul mercato a livello globale, visto che in tutto il mondo si produce molto di più. Quindi serve una strategia come Paese Italia. Il primo punto è quello di investire in modo significativo su tutto ciò che ci può accompagnare sui mercati internazionali tramite le nostre agenzie, sul posizionamento del prodotto, creare cultura, creare consapevolezza, e siamo convinti che se faremo questo ancora una volta l'enogastronomia e in questo caso il settore vitivinicolo vinceranno sui mercati, ripeto, internazionali, ma c'è bisogno anche di recuperare un sistema legato alla comunicazione all'interno del nostro paese, perché anche in Italia si sta consumando molto meno e quindi abbiamo bisogno di ribadire che il corretto consumo di vino fa bene alla salute. Non è vero assolutamente il contrario, soprattutto rivolto alle nuove generazioni. E ancora una volta invece, rispetto a dove si dovessero diciamo così, rilevare momenti di criticità all'interno della filiera con stoccaggi che crescono, riattivare tutti i sistemi per quanto riguarda la distillazione del prodotto, alleggerendo il peso che diversamente le cantine rischiano di avere. Penso che sotto questo punto di vista si stia lavorando. Quello che ci ha fatto particolarmente piacere, detto dalle parole del ministro Lollobrigida, ma ribadito anche dalla Presidente del Consiglio, è che è aperta una trattativa con gli Stati Uniti, tramite ovviamente le istituzioni europee, per cercare di diminuire quella che sarebbe l'imposta sul vino e, come noi chiediamo da sempre, come Coldiretti, di portarla esattamente a una situazione che sia paragonata ai superalcolici, quindi dazio zero in uscita, dazio zero in entrata.